Allora, caregiver familiari, ovvero le persone che anche se non sanno di chiamarsi caregiver, che di fatto danno un aiuto a un proprio familiare in modo del tutto spontaneo e gratuito, sacrificando però il proprio tempo, la propria vita con la propria salute. C'è questa ricerca importante, sostanzialmente il caregiver che età è emerso? Sì, beh, diciamo che il discorso è proprio questo avanzamento dell'età per cui ci si ritrova a un certo punto della vita magari a dover badare al figlio, magari non piccolissimo che sta crescendo, e contestualmente anche al genitore che sta diventando anziano. Quindi diciamo che in questo caso la ricerca fa emergere appunto un'età mediamente elevata, ma perché, dicevamo prima, il canale di comunicazione era legato agli iscritti dell'FNP-CISL, però sicuramente sarà una situazione che andrà sempre più a spostarsi con l'età e quindi sempre più bisognosi a loro volta di avere un caregiver. Abbiamo anche una slide che mostra un'altra risposta, altre risposte che sono state date. Cosa fanno? Anche in questo caso, allora, ovviamente c'era la possibilità di selezionare delle risposte multiple e che cosa vediamo? Vediamo che le opzioni più richieste erano che cosa? L'assistenza alla persona nelle esigenze della vita quotidiana e l'accompagnamento all'esterno, quindi di fatto in realtà sono attività che per certi versi possono apparire anche un po' banali, tra virgolette, però poi alla fine sono proprio quelle di cui si ha bisogno. Più a questo si aggiunge per esempio la gestione di sbrigo delle pratiche, tutta quella parte di burocrazia che sta diventando magari sempre più informatizzata, sempre più complicata da gestire per una persona che magari inizia ad avere una certa età. Quindi sono attività che sono, tra virgolette, quotidiane, sono semplici, ma che poi ripetute nel tempo diventano impegnative e soprattutto richiedono tempo, e questa è un po' la grande questione, quella che avevamo visto prima delle 40 ore a settimana, molto importante. E la motivazione che spinge, quindi questa è un'analisi molto interessante, anche se quel 40 e passa per cento che è quasi la metà che se ne prende, come diceva anche lei, se ne prende carico completamente, quindi sempre l'allettato che deve essere cambiato, portato in bagno, insomma non è lavoro di poco conto, assolutamente. La vediamo qui, perché lo fanno, le motivazioni? Anche questa era una domanda importante, la risposta per certi versi non ci ha stupito la terza opzione ovviamente, nel senso che al primo posto c'è per amore e affetto, 70% sostanzialmente, un'altra metà ci dice per responsabilità e senso del dovere, anche qui possibilità di risposta multipla ovviamente, ma soprattutto ci ha stupito un po' quel 30% che diceva perché non avevo alternativa, nessun altro poteva farsene carico. Anche qui va incrociato forse con un'altra domanda che trovavamo all'inizio, nel senso chi sono le persone di cui ti prendi cura? Sicuramente ci sono i genitori, però un altro tema erano i figli, magari, e qui si entra nel tema della disabilità, anche questo è un altro grande tema, per cui si è caregiver per tutta la vita. E poi però ci sono anche gli affini, i cosiddetti affini, per non parlare magari il suocero, la suocera, esatto. che e qui si introduce un altro grande tema molto caro a Maria, che di solito chi è la persona, chi è caregiver, è la donna all'interno della coppia, per cui inizia a prendersi cura del figlio, cresce, si prende cura dei genitori e magari si prende anche cura dei genitori del marito. Quindi anche qui poi tema che si scarica sull'occupazione ovviamente. Certo, infatti qua subito c'è un aspetto proprio politico importante, perché che non sia tutto per affetto, ma perché non ho alternative, vuol dire che nel nostro sistema sociale, sociosanitario, non ti viene dato un supporto se non hai soldi. Il problema è proprio questo, se noi provassimo a conteggiare a quante persone danno risposte alle istituzioni. Vediamo se si sente aiutato dalle istituzioni, qui c'è la slide. Non sono tantissime. Il grosso è tutto all'esterno di questo pacchetto. Non so, se le istituzioni riescono, dico un numero a caso, a soddisfare il 10% dei bisogni, tutto il resto è a carico delle famiglie, in forma diversa, in misura diversa, ma è tutto a carico delle famiglie. Allora, il problema, siccome non esiste un vero osservatorio dei bisogni su questi temi, è chiaro che bisogna lavorare perché si distribuisca il più possibile nel territorio, si aumenti. E io devo dire con molta onestà che non accetto che mi si dica agli anziani è bene tenerli a casa, se non mi aggiungono anche
sì. a quali condizioni lo possono infatti, fare, come possono sia fare? per l'anziano ma anche per me stessa. Io ricordo una signora, una caregiver di un ragazzo che ha curato tutta la vita suo figlio, dice: ho 74 anni, comincio ad avere acciacchi, cosa faccio? Faccio la fila per fare una visita quando so che non mi posso muovere da casa. Cioè, voglio dire, sono anche sembrano anche banalità, no, a sono cose volte, gravi. però poi la quotidianità, che ci piaccia o no, pesa. Quindi è importante anche rilevare veramente i bisogni, perché sono molto complessi e molto diversificati. E comunque l'interlocuzione con le istituzioni va fatta, perché quel 29% deve in qualche modo, o poco o tanto, trovare un po' di risposta. Assolutamente. Ecco, il 70,4% dice di aver bisogno di aiuto. Questa è un'altra domanda che avete posto, dottore. Assolutamente sì. Che tipo, vediamo un po' la slide, il tipo di aiuto che viene chiesto. Esatto. Ci racconti. Quindi da una parte avevamo quel 30% che deve occuparsene, dall'altra parte comunque, anche se lo si fa per amore e per affetto, però comunque c'è bisogno di un qualche tipo di aiuto. 70% dice di sì, che ha bisogno di qualche tipo, e quale tipo? Informazione sui servizi. Questo è un grande dato, perché poi sì, a un certo punto ci si trova nel momento in cui si ha bisogno di informazioni, di capire, e quindi dove le troviamo queste informazioni? Poi non stupisce, ma è altissima la percentuale, anche qui possibilità di risposta multipla ovviamente, ore di sollievo, praticamente tutti, anche questo è un grande tema, molto legato all'impatto che ha sulla salute delle persone. Formazione, anche questa è... Pare incredibile, però un 57,6%, quindi cosa devo fare? Formazione, posso... anche per essere più sicuri su come posso farlo, e su questo è un tema in cui il sindacato si spende sempre tantissimo, sulla possibilità di formare le persone. Supporto psicologico, anche questo, è interessante anche lo scambio di esperienza con altri caregiver. Anche quindi questo un confronto, momenti di incontro, di confronto, che diventa anche un sollievo. Gruppi di autoaiuto. Bravo, infatti dei gruppi di autoaiuto, questo è fondamentale. Queste persone della vostra ricerca è emerso che purtroppo hanno un impatto personale di diverso genere, no? Assolutamente, abbiamo chiesto due domande, nel senso che impatto ha sia sulla salute psicologica sia sulla salute fisica, perché sono comunque due aspetti che concorrono nella stessa maniera, però in maniera differente, e anche qui è interessante vedere come la maggior parte delle persone dichiara di aver avuto un forte impatto sulla salute fisica, faceva bene prima l'esempio Maria, e però al tempo stesso anche sulla salute psicologica, ed ecco qui che torniamo sul tema delle ore di conforto, delle ore di sollievo, per esempio, per cercare di avere un momento per poter staccare da questa situazione, che se fatta per 40 ore a settimana, torniamo sempre su quel dato, però si capisce bene come sia impattante. Assolutamente. Il tipo di, prima accennato, avere delle informazioni, il sindacato è un ruolo molto importante, però uno viene automaticamente e dice: o vado in comune oppure vado dal medico di medicina generale. Allora, voi avete fatto anche, c'è anche una slide a questo riguardo, a chi vi informo, vediamo se lo mettiamo in onda. È complicata perché dovrebbero esserci già i punti di informazione generali, nella regione ci sta lavorando su questo. È una cosa che si dice da tanto e si chiede da tanto tempo, ma poi alla fine non... C'è qualche esperienza di qualche casa di riposo che sta lavorando, o meglio adesso non più case di riposo ma centro servizi, che sta tentando di lavorare su questo, perché se tu ti trovi dalla sera alla mattina un familiare che ha fatto un ictus, te la trovi nel giro di 5 minuti, a me è capitato, no? Nel giro di 5 minuti tu hai la vita sconvolta, perché certo, non sai... Cominci un peregrinare continuo, distretto dal medico, i medici dell'ospedale, vedere cosa puoi fare. Ma bisogna avere anche tempo per fare queste cose, ma se uno lavora, anche bisogna avere almeno un po' di conoscenza di dove andare a chiedere. Allora io credo sia estremamente urgente il fatto che ci sia un luogo deputato dove uno si rivolge e ti aiutano a mettere insieme i pezzi.
questo è fondamentale perché l'ansia che hai, la paura, il dolore che provi per un familiare, tutte queste cose qua non ti permettono a volte di essere sempre lucida a sufficienza per andare a cercare tutti gli aiuti che potresti avere. Poi dipende anche da noi come sindacato tentare di divulgare al massimo le informazioni, no? Ma così dovrebbero fare i comuni, l'ASL la stessa, insomma, ecco, però è un labirinto. È molto complicato, assolutamente. Tra l'altro, tra le conseguenze purtroppo che può avere un caregiver, lo ricordiamo perché noi diamo per scontato persone anziane, invece compromettere la carriera professionale, il lavoro, alcuni sono costretti proprio perché è un'altra città a rientrare, no? Avete anche qua dei dati interessanti. Assolutamente. Quindi a lasciare il proprio luogo di lavoro e tornare a casa dove hanno i genitori che magari hanno bisogno di aiuto. E infatti la maggior parte dei nostri rispondenti ha detto che in qualche modo ha dovuto o adesso o in passato 46,6% è tanto. Uno su due, sì, esatto, sì. O al lavoro o allo studio, e qui torniamo di nuovo alla tematica delle ore che bisogna dedicare alla persona, ma anche appunto agli spostamenti se non si vive nella stessa città e a tutto quello che ne consegue nel momento in cui si ha bisogno di fare il percorso. Concordo assolutamente con Maria quello che diceva prima, c'è anche quel momento anche in cui ci si trova con la vita sconvolta, dover ricostruire tutto il percorso che chiede tempo, è un percorso che richiede tempo e quindi ovviamente in qualche modo si deve rinunciare. Siete andati oltre? Sì, prego. Posso dire una cosa su questo? Allora c'è una sperimentazione in atto in Friuli di caregiver familiari che dopo aver fatto un periodo di lavoro, di cura in casa, si sono rivolti ai centri per l'impiego, hanno fatto, ci vuole una normativa particolare della regione, ma in Friuli la stanno sperimentando, ti fanno un bilancio delle competenze, quindi dando per acquisito tutta una serie di cose che hai imparato in quel periodo, e hanno ridotto le ore di formazione, per esempio per gli OS piuttosto che per altre figure professionali, per poi, per chi ovviamente vuole, reinserirsi nel mondo dell'assistenza. Allora, a fronte di una situazione anche di mancanza di personale nelle case di riposo, negli ospedali, per l'ADI, tutte queste cose, io credo che questo sarebbe anche in Veneto una buona sperimentazione per ridare un lavoro alle persone che l'hanno perso per questo motivo. E aiutarle, perché poi la formazione in questi campi devi pagartela di tasca tua, quindi il Friuli ha messo anche risorse su questo, ma poi potrebbe essere anche che recuperi personale che ha già un po' di esperienza, la implementi con la formazione e poi hai una risposta da un punto di vista occupazionale adeguata. Quindi la questione del reinserimento dei caregiver nel mercato del lavoro è una delle cose su cui bisogna ragionare, sperimentare e provare a fare. Assolutamente, e anche questo è abbastanza complicato, che non è semplice perché implica il coinvolgimento di più enti. Però è anche questo uno dei problemi sì, che ci sono. Poi avete fatto anche un'ulteriore analisi sulla percezione del carico di lavoro, che non è poca cosa, che hanno i caregiver, vero? Esatto, eccolo qua. Esatto, anche in questo caso ovviamente la proporzione è sbilanciata tra il pesante e il molto pesante, quello che viene sentito come valuta. Pesante il 40% sostanzialmente. Esatto, più un altro 16% che è molto pesante, quindi andiamo oltre la metà. Sicuramente c'è un 40% che ci dice che è sopportabile, però qui interviene anche infatti cosa vuol dire sopportabile? Perché c'è l'aspetto affettivo? Esatto, esattamente. Per i miei genitori, per mio padre e mia madre fare questo e altro. Esattamente. Questo è il discorso. E anche probabilmente il tema culturale di cui si accennava all'inizio, nel senso che viene dato per scontato, tra virgolette, a un certo punto ci sarà il momento in cui cercheremo di aiutare i nostri genitori, i nostri parenti, insomma.
Però rimane il fatto che tra pesante e molto pesante andiamo oltre la metà, per cui torniamo a quel tema di richiesta di aiuto, torniamo a quel tema di quelle 40 ore tutti i giorni, le ore di sollievo come richiesta tra le cose da poter fare, e poi quanto incide sia sul benessere psicologico che sul benessere fisico della persona. Infatti chiudiamo facendo vedere l'ultima slide, caregiver, impatto sulla salute. Sulla salute fisica negativamente il 46,2%, quello in rosso, è tanto, e sul benessere psicologico negativamente il 53,8%, la parte a destra, vedete tutto quello segnato in rosso vuol dire che incide negativamente sul proprio benessere psicologico. È tanto impattante, quindi in conclusione cosa possiamo dire al termine di chiusa questa ricerca, quali step restano? Allora, io credo che le cose che dobbiamo cercare di fare è, primo, in ogni occasione rendere con le associazioni, col sindacato, rendere evidenti i bisogni, perché se non hai quell'elenco di cose di cui hai bisogno non vai da nessuna parte. La seconda cosa, per quanto riguarda noi come sindacato, usare tutti questi strumenti che ci diamo e che troviamo nella società per tentare di rendere evidente alle istituzioni il problema. Le persone possono anche andare presso i comuni a chiedere aiuto, quindi segnalare queste cose, perché a volte trovi anche comuni che, una volta curati i casi urgenti, non riescono a fare altro, mentre invece qui c'è bisogno di vicinanza. L'ultima cosa che voglio dire, che voglio sottolineare, perché magari troveremo anche il modo di parlarne, allora, alla fine di tutte le cose che abbiamo detto, resta un pezzo di popolazione che non avrà nessuno che la cura. Ecco, e questo, allora io sto pensando a tutte le donne pensionate che attualmente curano i loro mariti, poi resteranno sole, vecchie, con qualche problema, chi le curerà? Punto di domanda, assolutamente. Punto di domanda. O chi è senza figli. Allora, a maggior ragione c'è bisogno di lavorare su retti che danno risposte. Allora, Tina Cupani, la segretaria dell'FNP CISL del Veneto, vuole fare una battuta in chiusura perché siamo proprio fuori tempo massimo. Beh, il nostro impegno rimane quello di insistere e di fare pressione affinché a livello regionale si arrivi quanto prima ad una legge che tuteli e riscriva il ruolo, le funzioni di queste figure, quindi dei caregiver. Quindi noi da questo punto di vista ci stiamo impegnando, continuiamo ad andare avanti con delle proposte che fanno anche riferimento a leggi ottimali regionali che ci sono anche vicino a noi, vedi Emilia Romagna, vedi quella del Friuli, perché arrivano anche tante risorse sulla non autosufficienza e poche vanno destinate ai caregiver, quindi questo non è nemmeno giusto. Assolutamente. Ci terrete, segretaria, aggiornati su questo aspetto perché so che riguarda tantissime, veramente tantissime persone. Ringraziamo quindi la segretaria Tina Cupani di aver partecipato, speriamo di averla anche presto con noi in studio. Grazie segretaria. Grazie a voi. Grazie anche a Maria Trentin, sempre presente, molto attenta a sollecitare nei tavoli di lavoro questi aspetti, e naturalmente grazie per il lavoro svolto, molto interessante come tutte anche le altre ricerche che sono state commissionate a voi dall'FNP, il dottor Francesco Peron e il collega ricercatori. Cari telespettatori, rivedete tutta la ricerca sul sito dell'FNP CISL del Veneto perché è molto interessante, rivedete la puntata naturalmente sul web e poi se avete problemi o quant'altro rivolgetevi al sindacato dell'FNP CISL che vi saprà se non altro indirizzare per capire che cosa fare quando ci sono queste situazioni di grave difficoltà. Buon proseguimento, grazie.